È la città che ama e la città che lo accoglie con un coro di applausi, dallo sbarco al molo del Casino a quando preso posto nell'affollata sala della conferenza stampa, Nicolas Cage protagonista. È lui il volto del cattivo tenente del noto regista Herzog, un titolo già sentito ma non un remake, assicura il maestro tedesco, che in modo poco convincente sostiene di non aver mai neanche visto il cattivo tenente di Abel Ferrara. Poco importa ai critici e al pubblico puntare su Cage una vittoria sicura e accompagnarlo allo charme della diva del momento Eva Mendes farà probabilmente dimenticare per un po' la grande interpretazione di Harvey Keitel nel film del 92. Il red carpet un ottimo metro di misura del successo di un film, questa sera le presenze sono tantissime e da cinema indipendente forse si parlerà di blockbuster. Come i volti pop femminili che hanno fatto da apripista la serata, l'attrice americana Randy Ingerman, l'ex Spice Girl Mel B con il secondo marito, una sgargiante Alba Parietti e la sempre vacanziera ereditiera Paris Hilton con il fidanzato Doug Reynard. Dopo i fenomeni mediatici è arrivato il cast e il regista. Una gloriosa sfilata davanti alla sala grande che ha oscurato i commenti di Abel Ferrara che ha definito il film un furto.